Mose, al via stamane il processo d'appello. Gli imputati, tra i quali Orsoni e Piva, hanno impugnato la sentenza di primo grado per ottenere l'assoluzione nel merito e non per prescrizione. Il 14 maggio del 2003 la posa della prima pietra del Mose, dall'entusiasmo di quel giorno alla valanga giudiziaria e al ritardo infinito dell'opera. 35enne di Portogruaro in vacanza a Roma aggredita e quasi violentata da un 24enne, l'uomo incastrato dalle telecamere ed arrestato. Valanga sulle piccole Dolomiti al confine tra Trentino e Veneto, un escursionista in rianimazione, si cerca una seconda persona. Braccio di ferro Lega Movimento 5 Stelle sull'autonomia, dall'attacco di Salvini all'out-out del ministro Lorenzo Fontana, pronto a dimettermi se non viene approvata. La giunta regionale ha approvato in via definitiva le nuove schede ospedaliere, il sistema potrà contare su 129 posti letto in più. Sport e calcio, il Venezia salvo per la retrocessione del Palermo decisa dal Tribunale federale, ma l'avvocato della società arancio-nero-verde invita alla prudenza. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca giudiziaria, Mose a Venezia il processo d'appello, 6 gli imputati per i quali c'è stato il ricorso al secondo grado di giudizio. Sentiamo. Il secondo round giudiziario dell'affaire Mose, iniziato alla Corte d'Appello di Venezia, si annuncia molto più breve rispetto alle decine di udienze dibattimentali e preliminari necessarie in primo grado. A Palazzo Grimani ne potrebbero bastare un paio. Gli imputati, tra l'altro, si sono ridotti da 8 a 6 dopo le assoluzioni dell'ex eurodeputata Amalia Sartori e dell'architetto Danilo Turato. L'unica presente in aula in occasione dell'appello è l'ex presidente del Magistrato alle Acque Maria Giovanna Piva, imputata per corruzione e assolta per prescrizione, ha presentato appello per ottenere l'assoluzione nel merito, così come l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, accusato di finanziamento illecito, assolto per quelli in bianco, prescritto per i 200.000 euro in nero. Mi aspetto che riconoscano appunto e che dichiarino che il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Il candidato sindaco non può essere destinatario della normativa sul finanziamento illecito ai partiti, perché il legislatore così ha voluto e questa eventuale lacuna non può essere certo colmata da interpretazioni creative della giurisprudenza, peraltro di merito. In appello hanno ricorso anche gli imprenditori Erasmo 5 e Nicola Falconi, condannati in primo grado per corruzione a 4 anni il primo, a 2 anni e 2 mesi il secondo, e l'avvocato romano Corrado Crialese, accusato di millantato credito, condannato a 1 anno e 10 mesi con pena sospesa. In un caso con pochi precedenti giurisprudenziali ricorrono post mortem anche i legali dell'ex ministro Altero Matteoli, condannato a 4 anni per corruzione. Sono presenti in aula anche tutti gli enti costituiti parte civile, Presidenza del Consiglio, Ministero delle Infrastrutture, Comune, Regione e Città Metropolitana. Al Comune di Venezia in primo grado era stato riconosciuto un risarcimento danni di 1 milione di euro a carico degli imputati condannati. Noi avremmo proposto una cifra diversa per il danno non patrimoniale, ribadisco, cioè il danno all'immagine, e l'abbiamo quantificata in ben più di 2 milioni di euro. Comunque è stato un riconoscimento importante di un danno così grave con una provvisionale immediatamente esecutiva. Noi ci auguriamo che venga confermata quantomeno questa provvisionale, perché il danno è stato grande e non siamo disposti a dimenticarlo. E continuiamo a parlare di Mose perché esattamente 16 anni fa ci fu la posa della prima pietra, 16 anni costellati di scandali, ritardi e lievitazione dei costi di un'opera che non è ancora riuscita ad entrare in funzione. Dopo 37 anni finalmente si parte con un'opera che è indispensabile per salvaguardare Venezia. Era il 14 maggio 2003, ironia della sorte, esattamente 16 anni fa veniva posata la prima pietra del Mose, il sistema di dighe mobili alle bocche di porto della laguna che doveva proteggere Venezia dalle onde di marea. Una marea che dall'inchiesta che ha portato gli arresti del 4 giugno 2014 si è trasformata in una bufera di fango e veleni sulla città e un'intera classe politica. Ma ci saranno anche altre opere, questa è la più importante, la più difficile, la più costosa.
Dopo 37 anni di discussioni, quel 14 maggio si arrivò all'avvio dei lavori, ma la storia del Mose era destinata a proseguire molto oltre il previsto, ancora oggi non si sa quando finirà. E a costellarla saranno, assieme allo scandalo e ai processi tuttora in corso, i ritardi, i costi esorbitanti, dai 3.200 miliardi di lire previsti nel 2003 si è arrivati ai quasi 5 miliardi e mezzo di euro, ed ora il punto interrogativo sulle spese di manutenzione dell'opera, una volta ultimata. E così è arrivata l'ultima ulteriore polemica sull'ipotetica tassa di scopo, ma questa è storia dei nostri giorni. Tentata violenza ai danni di una donna di Portogruaro in vacanza a Roma, i carabinieri sono riusciti ad individuare il responsabile. Incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza mentre tenta di violentare una 35enne di Portogruaro, poi le sferra un pugno. A Roma, la notte del 1° maggio. Eccolo, mentre cerca di agganciarla all'uscita di un ostello in zona Castro Pretorio, dove era alloggiata, e dopo averle rivolto dei volgari apprezzamenti allunga le mani molestandola pesantemente. La 35enne tenta in ogni modo di allontanarsi, ma giunta in via Vicenza, proprio vicino a dove abita l'aggressore, un 24enne bengalese con precedenti a carico, lui la raggiunge nuovamente e risponde al rifiuto con un pugno, senza preoccuparsi dell'arrivo di un passante. Poi se ne va. Dopo la denuncia presentata dalla ragazza, i carabinieri della stazione Roma-Macao hanno fatto scattare le indagini e in pochi giorni, grazie all'abbigliamento indossato dall'autore minuziosamente descritto dalla 35enne immortalato dalle telecamere, è stato trovato. Il GIP del Tribunale di Roma ha poi emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La ragazza di Portogruaro, che si trovava in vacanza nella capitale, è stata medicata al pronto soccorso del Policlinico Umberto I. Ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Per il 24enne non è la prima volta. Nel 2017, infatti, fu riconosciuto responsabile di un'altra aggressione a sfondo sessuale a danno di una ragazza, all'epoca 21enne, che stava rincasando in zona Cornelia. Anche in quel caso la vittima, intuite le sue cattive intenzioni, tentò di allontanarsi, ma con scarsi risultati. Valanga sulle piccole Dolomiti, in località Pra degli Angeli, sotto il rifugio Fraccaroli, al confine tra Trentino e Veneto. Una settantina di uomini del soccorso alpino sono al lavoro dalla tarda mattinata, quando si è verificato il distacco. Un escursionista è stato estratto ed è stato ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale di Trento. Si cerca una seconda persona che, secondo la testimonianza di un altro gruppo di escursionisti, sarebbe stata travolta dalla valanga, una circostanza che i soccorritori stanno cercando di verificare lavorando senza sosta su un fronte largo un centinaio di metri e lungo 400. Le operazioni sono rese molto difficoltose dalla nebbia e dalle nubi basse che gravano sull'area ed hanno reso impossibile l'intervento dell'elicottero di Verona, che è dovuto tornare indietro. E continua a muoversi la frana che incombe sull'abitato di Schiuccazzi in Alpago. Le famiglie evacuate non possono quindi rientrare nelle proprie abitazioni. Preoccupazione e notevoli disagi per gli abitanti della piccola frazione di Schiuccazzi in Alpago, evacuati in seguito al movimento della frana che da domenica incombe sul paese. In 17 hanno dovuto lasciare le proprie case e non si sa quando potranno farvi ritorno. Si sta muovendo ancora, il paese rimane evacuato e ovviamente stiamo monitorando la situazione, c'è un presidio giorno e notte anche di antisciacallaggio e non appena la frana si stabilizza poi ci sarà un intervento immediato per ripristinare la situazione di sicurezza. E quella che incombe sulla piccola frazione non è l'unica frana ad essersi messa in moto dopo quest'ultima fase di maltempo. Con la tempesta Baia di fine ottobre il territorio bellunese ha subito un cambiamento rilevante e queste sono le conseguenze. Ci aspettavamo, e purtroppo i fatti ci stanno dando ragione, dei dissesti nuovi e questo è uno di quelli, un nuovo dissesto che si è generato, ma si sono messi in moto anche dissesti che erano fermi da parecchi anni. Penso sempre nella zona dell'Alpago alla frana di Borsogna, anche quella si è messa in moto. Stiamo già intervenendo con 3 cantieri sia da parte di Veneto Strade che dei servizi forestali e abbiamo altre situazioni di dissesto in tutta la provincia di Belluno.
La sanità, ora la Giunta regionale del Veneto ha approvato oggi in via definitiva le nuove schede ospedaliere che sulla base del piano socio-sanitario già in vigore ridisegnano la dotazione di posti letto, reparti e primariati del settore pubblico. Il sistema ospedaliero regionale potrà contare su un totale di 17.990 posti letto, 129 in più rispetto a quelli della precedente programmazione, dei quali 14.901 per acuti e 3.089 per la riabilitazione. A questi si aggiungono i 2.013 posti letto nelle strutture intermedie, pensate per assistere al meglio i pazienti nella fase intermedia tra l'acuzie ed il rientro a casa. I numeri generali sono in sostanziale aumento sia rispetto alla precedente programmazione del 2013 sia rispetto alla prima proposta che era stata inviata dalla Giunta regionale alla quinta commissione del Consiglio, valutata dalla Commissione con l'espressione del parere dopo l'approfondita discussione ed infine ritrasmessa alla Giunta appunto per l'approvazione finale di oggi. Ed ora la politica, prima gli esseri umani e poi i 49 milioni e lo striscione esposto questa mattina alla finestra di un palazzo all'ultimo piano a Verona, a pochi metri dai Giardini Giusti, dove si è recato il ministro dell'Interno Matteo Salvini per l'inaugurazione della sede della Cassa Depositi e Prestiti. Lo striscione, lo vedete, accompagnato da una scritta Nottave, è stato filmato dalla Digos, un piccolo gruppo di militanti dei centri sociali e della sinistra radicale di Verona ha contestato il vice premier. La manifestazione è stata seguita da uno schieramento di agenti di polizia che ha poi bloccato l'accesso ai dimostranti a Palazzo Giusti, dove era appunto in corso la cerimonia. Ministro dell'Interno impegnato in queste ore in un tour elettorale ieri sera a Bassano, ha lanciato la volata alle amministrative ed è stato durissimo con gli alleati di governo sul tema dell'autonomia, non risparmiando critiche ai 5 Stelle nemmeno sulle infrastrutture. Vediamo. Autonomia pedemontana e TAV. 3 temi fondamentali per il Veneto in questo momento storico, 3 ceffoni a mano aperta che il ministro dell'Interno Matteo Salvini rifila agli alleati di governo dal palco di Bassano del Grappa. Il vice premier, assieme a Luca Zaia e ai big regionali del Carroccio, ha lanciato la volata ai candidati leghisti alle imminenti amministrative ed è stato chiarissimo sugli argomenti più scottanti delle ultime settimane. Primo su tutti, quello dell'autonomia. La parola data è sacra, la Lega è pronta, ma è pronta da settimane, il progetto è pronto e non fa bene solo al Veneto e alla Lombardia, ma sono tante altre regioni d'Italia, al nord, a centro, a sud, che chiedono efficienza, trasparenza, autonomia, velocità. I 5 Stelle stanno tirando in lungo, vengano a spiegare ai veneti se hanno cambiato idea. Io non ho cambiato idea, ho mantenuto la mia parola su altri provvedimenti di legge, sulle tasse, sull'immigrazione e sull'autonomia non si scherza e non si accettano perdite di tempo. La sensazione a conti fatti è che si sia arrivati al momento della resa dei conti sul percorso autonomista, a 1 anno e mezzo da un referendum i cui risultati sono fin troppo chiari. Altro tema da bollino rosso è quello della pedemontana, fonte di infinite baruffe fra Lega e Pentastellati. È un modello di buona gestione pubblico-privato, di tempi, di efficienza, a dimostrazione del fatto che a volte le scelte locali e il coinvolgimento dei privati rendono più veloci e meno costose le opere pubbliche. A livello statale mi auguro, e anche su questo che non ci siano rallentamenti, la Brescia, Verona, Vicenza, Padova che vada avanti, perché abbiamo bisogno sì di strade ma anche di ferrovie. È pronta, ci sono i soldi, quindi non capisco perché qualcuno stia rallentando. Ed il ministro Lorenzo Fontana nelle ultime ore ha affrontato anche lui il tema dell'autonomia, annunciando: sono pronto a dimettermi se non verrà approvata. Sentiamo. Dico ai veneti che stiano tranquilli, nel senso, o ci danno l'autonomia, se no io non ho alcun problema a rimettere completamente le deleghe e a lasciare che le persone prendano in giro i veneti in un altro modo, nel senso che a me non interessa governare se l'autonomia non viene fatta. Quindi lei sarebbe disposto a lasciare? Ma sicuramente, ma per me è una questione prioritaria. Penso che anche gli altri siano d'accordo, però parlo per me in questo caso. Io non ho, ma se mi dicono guarda l'autonomia non viene fatta, io lascio anche, cioè, seduta stante.
Il ministro alla famiglia e alla disabilità Lorenzo Fontana, in visita alla redazione di Rete Veneta a Bassano, fermo più che mai sulla sua posizione, pronto a dimettersi se non verrà fatta l'autonomia. Si tratta di dignità, dice al nostro microfono. Abbiamo avuto un mandato preciso, c'è un popolo che ha votato a stragrande maggioranza, c'è un sentimento e soprattutto non è una cosa che va, sento parlare qualcuno purtroppo anche dei nostri compagni di viaggio in questo momento che dice si creano cittadini di serie A e di serie B. Io posso dire, anche guardando al mio ministero, che in Italia i cittadini di serie A e di serie B ci sono adesso, non è l'autonomia che li crea. Mi sembra di vedere ultimamente che c'è qualcuno che sta frenando. Allora io do la buona fede a tutti, però non mi va di essere preso in giro, perché i veneti per troppo tempo sono stati presi in giro e soprattutto è una questione personale. A me non piace essere preso in giro, penso che a nessuno di tutti i veneti, di quei milioni di veneti che sono andati a votare al referendum, abbia a cuore il fatto di essere preso in giro da qualcuno. L'autonomia è prevista dalla Costituzione, è stata richiesta dal popolo veneto ed è giusto che venga data. Se questo non verrà fatto, visto che è anche scritto nel contratto, mi sentirò in dovere di lasciare la poltrona o comunque quello che è, insomma, di non andare avanti con un'esperienza di questo tipo. Campagna elettorale dunque ormai ai rush finali, in Veneto oggi anche la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che tra i vari temi ha parlato anche proprio dell'autonomia. Sentiamo. Mi pare che l'autonomia non stia andando né avanti né indietro, continuano a parlarne, sono mesi che dicono si farà fra 3 mesi, fra 2 mesi, fra un mese. Oggi Di Maio dice che non ha mai letto un testo, non so neanche se sia mai stato scritto, direi che non la farà questo governo. Governo Lega 5 Stelle che all'indomani del voto del 26 maggio Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, conta di mandare a casa per dare vita a un esecutivo di centrodestra con gli alleati storici e lo fa forte di un consenso crescente. Non a caso nel partito hanno trovato posto negli ultimi mesi nomi come Remo Sernagiotto, Elisabetta Gardini, Elena Donazzan. Noi siamo diventati una realtà estremamente attrattiva, negli ultimi mesi abbiamo aggregato una cosa come 800 amministratori su tutto il territorio nazionale, perché siamo un movimento coerente, siamo un movimento che è rimasto sempre saldamente nel campo del centrodestra. Noi non abbiamo fatto i patti col PD, non abbiamo fatto i patti con i 5 Stelle, siamo anche molto concreti, nel senso che rispetto a tante promesse faraoniche che fanno gli altri siamo stati magari più diciamo oculati, ma questo significa anche che poi sono tutte promesse che non vengono tradite. Siamo impegnati a ricostruire il centrodestra, il nostro grande obiettivo si sa è costruire un grande movimento sovranista e conservatore, un secondo grande movimento del centrodestra, alleato ma distinto della Lega, per poter riportare queste idee al governo. Meloni arriva a Preganzioli in una sala strapiena di candidati, sì, ma anche di semplici sostenitori, dall'adolescente al pensionato. Parte l'inno d'Italia, il tempo non è molto e lei tocca i temi principali. In Europa dice vogliamo cambiare tutto, difendere a testa alta gli interessi nazionali in materia economica ma anche culturale e sociale. Propone l'assegno di maternità europeo contro il calo demografico, attacca i finti europeisti, lancia i candidati per l'Europarlamento e i comuni da Preganziola a Mogliano, da Carbonera a Paese. Riceve in regalo fiori ma anche del parmigiano con impresso il suo nome e un paio di scarpe tricolori realizzate apposta per lei. Prima di andar via strette di mano, foto e una stoccata ad Alessandra Moretti del Partito Democratico che ha minacciato di denunciare lei e Salvini per la fake news ormai famosa delle tendine al cimitero. Alessandra Moretti è una personalità diciamo curiosa, nel senso che io mi sono limitata a pubblicare una sua intervista. Quindi Alessandra Moretti non dovrebbe denunciare me, probabilmente dovrebbe denunciare il sindaco che ha dovuto difendere per una idea così stupida. Questo è il problema, è lei che l'ha difesa, io ho solo pubblicato il fatto che lo avesse fatto. Gay Pride a Treviso il 29 giugno prossimo, a ieri sera 20:10 la candidata del Popolo della Famiglia Carla Condurso ha commentato così il via libera del comune. Sentiamo. È un problema dal punto di vista politico perché ci aspettavamo che questo sindaco si smarcasse dalla precedente amministrazione, lo aveva anche accennato, lo aveva fatto capire, per cui eravamo convinti. Adesso dai giornali pare che la legittimazione possa venire direttamente da lui, dal comune, sì, dalla sua giunta? Senza patrocinio, ma dice non... Chi dice senza? Ancora non è certo, e su questo punto infatti noi ci siamo sbilanciati, abbiamo scritto al sindaco, abbiamo fatto un comunicato stampa, aspettiamo la sua risposta. Ovviamente noi siamo contrari, non abbiamo nulla in contrario alle persone che hanno un orientamento sessuale o un altro orientamento, non è quello, anche in questo tema.
non è l'orientamento sessuale il punto sul quale noi ci fondiamo, non è questo, ma la trasmissione di una certa immagine nel centro cittadino a fronte di minori, a fronte di famiglie, non ci pare la cosa migliore da tutelare, da affrontare come amministrazione comunale. Ci sono tanti altri problemi di cui occuparsi. Perché occuparsi di questo? Perché non dare un segnale forte? Perché non dare una soggettività politica un po' più, possiamo dirlo visto che siamo in campagna elettorale, un po' più aggressiva, un po' più determinata? Bisogna per forza essere quasi come quelli di prima? Se mi è consentito un termine, mi è venuto proprio leggendo i giornali, leggendo questa storia, mi pare che siamo una società liquida e una politica altrettanto liquida, cioè che non si distingue. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia, ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali, lo sport, calcio, il Venezia salvo per la retrocessione del Palermo decisa dal Tribunale federale, ma l'avvocato della società arancio-nero-verde invita alla prudenza. Oggi questa decisione della Lega di Serie B dà una fotografia alla quale oggi dobbiamo attenerci, e cioè che Venezia e Salernitana sono salve ad oggi. Vediamo nelle prossime ore cosa potrà succedere. Non si fida l'avvocato da Minato e d'altronde è difficile immaginare una questione più ingarbugliata di quella che ha determinato in queste ore convulse la nuova classifica di Serie B, in uno scenario di incertezza che non si gioca più sul campo ma nelle aule di giustizia sportiva e potrebbe riservare altre sorprese. In questa fase qua bisogna attendere, bisogna essere prudenti, bisogna continuare a lavorare, perché finché non c'è una chiusura definitiva il profilo deve essere basso e assolutamente con l'orecchio vigile per quelle che potranno essere le situazioni che si verificano nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Palermo retrocesso in Serie C, a giocare i play-off a Verona ci va il Perugia, ma soprattutto niente più play-out tra Venezia e Salernitana, entrambe salve. Questo al momento il combinato delle decisioni del Tribunale federale e della Lega di Serie B. Ma attenzione, il Palermo giocherà i tempi supplementari in appello e c'è anche l'incognita Foggia che mira a farsi ridurre i punti di penalizzazione rimettendo tutto in gioco. A questo punto si tratta solo di giocare la partita in questi 2 o 3 giorni per capire quali possono essere le iniziative che i legali del Palermo, i legali del Foggia intenderanno assumere. Ovviamente allo Stato noi siamo in attesa di capire quello che potrà succedere, ma non solamente il Venezia, ma un po' tutti gli sportivi, perché è chiaro che queste situazioni qua sono anche molto complicate e molto difficili da poter essere comprese, perché non ci si spiega come sia possibile che nel giro di 24 ore cambi la situazione dalla notte al giorno. Ed era questo l'ultimo servizio per l'edizione del Veneto dei nostri TG. Vi ricordo, come sempre, torna questa sera a 20:10, ospiti in studio Davide Nava dei Verdi e Fausto Pozzobon della Sinistra. È tutto dunque, come sempre in chiusura le previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. La primavera fa un po' fatica ad esplodere. Sulle nostre regioni la giornata di mercoledì 15 maggio sarà grigia e a tratti instabile. Nel dettaglio, sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e spesso coperto, con qualche piovasco sparso al mattino. Sarà più asciutto invece nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime comprese invece tra 14 e 16 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà perturbata sin dal mattino, con cielo molto grigio e con precipitazioni piuttosto frequenti. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità, il cielo sarà nuvoloso ma in genere senza precipitazioni degne di nota associate. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime in lieve aumento e anche piuttosto gradevoli, comprese tra 20 e 21 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.